Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Esatto. Giocherai volentieri a briscola. Buona, ciao a tutti ragazzi, io sono pronto, la zappa è pronta e si parte, andiamo a zappare nel campo. Adesso è iniziato a piovere, urca tirulero, speriamo che smetta, se no mi tocca tornare a casa perché secondo me smette, vedremo. Comunque adesso sto raggiungendo il padre e lo zio che hanno già iniziato, quindi adesso andiamo a zappare dove prima avevamo arato, diciamo, dentro il vigneto. Adesso vi faccio vedere dove. Mamma mia quanto piove, oh, sono già tutto bagnato. Mi sa che è meglio che torno a casa. Guardi, guardate i vigneti con la pioggia. Oh, sta piovendo davvero tanto. Allora così vedete, dobbiamo passare vicino all'erba per toglierla tutta, così. Oh, sta un po' smettendo, però zappare sotto la pioggia è sempre stato il mio sogno. Vedete che la terra è molto più morbida, cioè si muove bene, basta solo far così, anche perché appunto ha piovuto e poi l'abbiamo mossa prima. Comunque siamo così, guardate, là c'è lo zio, là in fondo c'è il padre. Ecco ragazzi, allora facciamo così, mi metto per terra e facciamo un time lapse, così vedete l'avanzamento dei lavori qua. Ok, ci vediamo dopo ragazzi. Poi ragazzi ci siamo, ho fatto un filare, però devo dire che è molto difficile. Porca boia, guardate qua, tutti bei pieni di fango, però ne vale la pena. Guardate che belle che diventano le vigne senza erba intorno. Guardate da vicino, che belle. Ecco, ci fatica un bel po'. Considerate che il time lapse che avete fatto è più o meno un 40 minuti. Voi l'avete visto velocemente, però è stato da faticare. Adesso facciamo così, dai, vi porto un po' con me nell'altro filare. Andiamo. Mi metto in testa. Partiamo ragazzi. Porca, sono già stanco. Ricomincia anche a piovere. Devo arrivare in fondo. Dai, un'altra fila. Oh ragazzi, sono già distrutto, però devo riuscirci. Arriveremo in fondo. Dai, avanti. Poi ragazzi, secondo me siamo arrivati più o meno a un terzo. Dai che stiamo per arrivare a metà. Comunque è molto calda la situazione, anche se non c'è il sole, intanto si va avanti. Là c'è la fine, il mio punto d'arrivo. Poi là ragazzi, siamo a metà secondo me, forse l'abbiamo anche un po' sorpassata. Vedete, dall'inizio questa è la fine. Secondo me l'abbiamo già un po' sorpassato. Comunque devo dire che questo è proprio un lavoro duretto. Niente, mi devo riposare un attimo. Urca, sta ricominciando a piovere. Meglio che mi muovo. Dai, ripartiamo. Dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Corri Forest! Corri Forest! È iniziato a piovere di brutto, non so come facevano una volta a fare tutto con la zappa. Proprio un lavoraccio. In più guardate che roba nei piedi. Disastro. Mi sembra di essere su Marte quasi. Essendo che c'è bagnato, la terra si attacca tutta. Esatto. Così ti alzi il triplo del peso di quello che dovresti alzare. Oh, via. Dai che siamo quasi in fondo. Giocherai volentieri a briscola.
Altro che palestra. Disastro sta qua. Avanti. Sono quasi in fondo. Questo è un video motivazionale. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Sono distrutto. Un attimo di pausa qua tra i cannetti. Oh, che calore. C'è proprio caldo, caldo. Adesso vi faccio vedere le belle vignette come sono venute. Adesso non hanno più erbacce intorno. Sono belle. Fino là in fondo. Tutto fatto, questa e anche l'altra. Adesso che fare? Facciamo così. Sono quasi le 6 adesso. Vediamo se riusciamo a finire. Ok ragazzi, mi sono un po' ripreso. Allora facciamo così, siccome è difficile tenere la GoPro in testa, adesso vi lascio un time lapse e non so se finiremo. Voilà, ciao ragazzi, e insomma allora siamo riusciti ad arrivare alla fine. Sono le 19:19, quindi le 7 di sera e 19. E niente, anche questa avventura è finita e ci vediamo alla prossima puntata.